c'è una BCC, la disuguaglianza si riduce. La presenza in un territorio di una BCC contrasta le disuguaglianze di reddito e il fenomeno diviene più rilevante nelle aree nelle quali sono più numerose le imprese, dove la dimensione dei crediti è più rilevante, dove il relationship banking è più diffuso e dove la partecipazione femminile al mercato del lavoro è più elevata. È quanto concludono due ricercatori della LUISS, Pierluigi Murri e Valentina Peruzzi, in un paper pubblicato dal CASMEF. Il contributo alla riduzione dei divari all'interno delle comunità è determinata anche dalla stessa distribuzione territoriale degli sportelli, che vede le banche di credito cooperativo e casse rurali costituire l'unica presenza bancaria in 641 comuni di piccole dimensioni, l'80% dei quali con meno di 5.000 abitanti e oltre il 50% in aree svantaggiate. La prossimità sia geografica sia relazionale è orientata a soddisfare le esigenze economiche e sociali della comunità. Tale vicinanza poggia su una solida base patrimoniale. L'89% degli utili netti conseguiti dalle banche di credito cooperativo e casse rurali nel corso del 2019 è stato allocato a riserva. Il 6,5% ha finanziato attività di beneficenza. L'1,3% è stato distribuito ai soci azionisti. Il 3,3% è stato indirizzato ad altre attività.